a San Giorgio di Nogaro, una bella cittadina della Bassa Friulana che ospita una splendida villa. Villa Dora, sede di eventi, luogo di cultura, luogo di storia, con l'assessore alla cultura dell'amministrazione municipale di San Giorgio di Nogaro. E intanto vi diamo il benvenuto. A San Giorgio andremo a visitare una mostra particolare, Assessore. Allora sì, una mostra molto particolare, infatti Villa Dora è davvero un polo di cultura ci sono moltissime iniziative come questo museo Villa Daria, Museo Temporaneo dei Venti, ed oltre a essere una ricchissima e fornitissima biblioteca molto bella, è davvero sede di molte iniziative. Ci tengo anche a ringraziare davvero tutti i dipendenti di Villa Dora e la responsabile Lara Ietri. E quindi un'esposizione, pensate, dedicata al vento, a qualcosa di impalpabile, all'aria ospitata qui a Villa Dora, che diventa per l'occasione Villa Daria. La mostra resta aperta fino al 28 febbraio, ma probabilmente sarà prorogata. Si può visitare su prenotazione, ma intanto vi portiamo all'interno della villa per scoprire la storia di questo particolare edificio. E siamo entrati adesso nella Villa Dora, in uno degli spazi più belli, forse con Lara Ietri, la responsabile della biblioteca. Con lei cerchiamo di capire che storia ha questo splendido edificio. Buongiorno, o anzi buonasera. La villa che ci ospita è una villa tardo seicentesca, Villa Dora, oggi fortunatissima sede della biblioteca comunale. Villa del tardo Seicento, villa privata di commercianti della zona, della bassa friulana, a lungo tempo a tal fine destinata abitativa, e di fronte, in quelle che noi chiamiamo le barchesse, sicuramente a zona magazzino. Un tempo bellissima sede anche dei giardini con zampilli d'acqua, e una situazione sicuramente molto più scenografica e più fortunata rispetto a quella odierna, che purtroppo vede il parco, il bellissimo, tuttora bellissimo parco, tagliato dalla strada provinciale, ora strada regionale, che porta alla nuova zona industriale San Giorgina. Villa Dora a fine Ottocento viene poi suddivisa in tanti appartamenti e sarà successivamente nel secolo scorso oggetto di appartamenti sociali ad utilizzo di varie famiglie, quindi se vogliamo forse anche un pochettino deturpata rispetto alla bellezza iniziale. Ma prima di quel periodo vive anche davvero una storia unica che ha riguardato San Giorgio di Nogaro. San Giorgio di Nogaro durante la Grande Guerra è stato ospite, ha avuto la fortuna di ospitare, fortuna ovviamente tra virgolette, perché il periodo era un periodo di guerra, di malattie e di grandissima sofferenza, quell'unicum che fu la storia dell'Università Castrense. E Villa Dora, all'interno dell'Università Castrense, c'è questa grandissima esperienza, tanto medica quanto comunque bellica e di organizzazione sanitaria e dell'esercito sulla zona di confine che era San Giorgio di Nogaro. Villa Dora vive un'esperienza altrettanto singolare. Ospita la duchessa Elena d'Aosta, duchessa d'Orléans, che organizzava e dirigeva la Croce Rossa, le Croce Rossine, altro fondamentale momento ovviamente di partecipazione nella crescita della sanità, nel sociale, nell'aiuto. Questo ci richiama, se vogliamo, anche al periodo attuale di grandissima difficoltà che stiamo vivendo. Quindi c'è anche forse, chissà, un segno in tutto questo che caratterizza il nostro paese. Successivamente, dicevo, Villa Dora diventa invece oggetto, quasi un condominio.
appartamenti di diverse famiglie, fino addirittura quasi agli anni '80 del secolo scorso. Lungimirante sicuramente è stata a suo tempo l'amministrazione comunale che decise di acquisire il bellissimo immobile, di ristrutturarlo grazie anche a un finanziamento regionale e con la sovrintendenza per i beni culturali, e quindi con un lavoro di restauro e di recupero non indifferente, e con tutti i vincoli che comporta restaurare una villa storica, acquisisce e restaura Villa Dora. Villa Dora infatti è sede della biblioteca comunale da 20 anni circa. 20 anni saranno il prossimo 2 maggio, dall'inaugurazione di questa sede della biblioteca, mentre San Giorgio ha una biblioteca comunale ormai da 40 anni circa, allocata nei vari periodi in diverse meno fortunate e belle sedi. E questa è sicuramente una grande biblioteca, un punto di riferimento per tutta la Bassa Friulana e forse anche regionale. Non fosse altro perché è centrosistema di 28 biblioteche. Il nostro sistema interbibliotecario si chiama Inbiblio, ha un sito internet al quale potete collegarvi, www.inbiblio.it, e da 5 anni a questa parte lavora come equipe con altre 27 biblioteche dislocate complessivamente su 26 comuni. Andiamo muovendoci con i punti cardinali dalla biblioteca più a est con la Tisana, salendo verso nord arriviamo fino a Trivignano, Udinese, Santa Maria e Palmanova, per arrivare fino a tutto il comprensorio del Cervignanese, fino a Ruda, Aiello, Fiumicello, Villa Vicentina, e verso sud arriviamo fino al mare, Marano Lagunare. Il bacino è di quasi 100.000 abitanti, per cui capirete che è anche una bellissima esperienza quella di fornire servizi e cultura per un bacino così ampio di popolazione. La biblioteca Villa Dora, questa, è fornitissima, può vantare un patrimonio librario di oltre 70.000 volumi in questo momento, molto materiale anche multimediale, e una grandissima opera di conversione ai cosiddetti servizi online, dettata, se vogliamo, dal bruttissimo periodo che stiamo attraversando della pandemia, quindi già da marzo del 2020, ma comunque con un interessante processo di crescita da questo punto di vista, e quindi attivazione di prestiti ebook, riviste online, musica online, film, un servizio, questo che si chiama MLOL, totalmente gratuito, senza confini, perché ovviamente chiunque può iscriversi a questi servizi e chiunque può avere tutti questi servizi a disposizione in maniera molto semplice, e grandissima soddisfazione da parte nostra. In pochi mesi, lo scorso anno, abbiamo tutto sommato superato i 1.000 nuovi iscritti a questo servizio. Di necessità virtù, così si dice, di conseguenza tutto quello che nell'ultimo anno non è stato possibile fare in presenza. Villa Dora è anche un enorme polo culturale, organizziamo concerti, teatro, spettacoli culturali di varia natura, anche in collaborazione con associazioni culturali e non del posto. Tutto quello che non è stato possibile effettuare a causa della pandemia è in qualche modo diventato oggetto di riconversione, e a volte anche molto fantasiosa, in servizi online. E oggi credo che la trasmissione parlerà davvero di uno di questi progetti in maniera molto molto particolare. Io vorrei fare un plauso al mio staff, perché davvero è un gruppo di lavoro appassionato.
molto collaborativo, molto propositivo e piano piano in questa trasmissione credo che ve ne renderete facilmente conto. Grazie a questo tipo di atteggiamento progetti come Villa Daria sono resi possibili e sono anche mutevoli in maniera quasi in tempo reale, direi. Per cui abbiamo fatto in modo che convivessero moltissime attività online, e ne avrete accenno di qualcuna, con tantissime altre cose in presenza, laddove ovviamente con tutti i crismi della sicurezza ciò sia stato e possa essere fattibile. Un ringraziamento all'amministrazione comunale che è stata molto vicina alle nostre idee e ci ha creduto, finanziando ovviamente il progetto, così come hanno fatto anche gli altri 26 comuni del sistema bibliotecario in Biblio, e naturalmente grande soddisfazione anche per aver ottenuto per il secondo anno di seguito un contributo a parziale finanziamento anche di questo progetto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo. E adesso siamo con l'ideatore di questa mostra, Massimiliano Tappari. Da dove nasce l'idea di un'esposizione tanto particolare? Diciamo che è nata nel primo lockdown, quando la biblioteca era chiusa, i lettori non potevano raggiungerla, e allora abbiamo pensato a qualcosa per progettare il futuro, no? Per guardare avanti. E tutti si parlava del virus, dell'aria, dell'impossibilità di uscire all'aria aperta, e allora abbiamo pensato che forse parlare dell'aria poteva essere interessante. Parlarne soprattutto in modo ludico, ottimista e che mescolasse insomma il gioco, la scienza, la storia, la geografia, perché l'aria insomma ci permette di fare questo. Per cui abbiamo coinvolto Rino Lombardi e il suo museo della Bora, abbiamo chiamato Emanuele Bertossi che ha curato l'allestimento, perché volevamo una mostra che fosse anche di impatto emotivo, cioè non una mostra solo per i bambini ma per tutti, ma che avesse come caratteristica quella di avere soprattutto un momento di emozione nel momento in cui arrivi e la vedi e la guardi. E quindi abbiamo fatto una scommessa, insomma abbiamo richiesto questo finanziamento al Ministero, che poi è arrivato, e abbiamo coinvolto tutte le biblioteche del nostro sistema che hanno aderito subito. Ecco, e qui oggi appunto ci troviamo con una mostra che alla fine siamo riusciti a realizzare, molto partecipata, e che ha prodotto insomma di diverse cose intorno al nucleo, insomma, al suo nucleo. Ma quanto vi siete divertiti ad allestire questa mostra? Sì, è stato molto divertente proprio perché l'abbiamo costruita con spirito infantile, no? Cioè, doveva essere una cosa molto divertente anche per chi ci partecipava, e quindi insomma ce l'abbiamo messa tutta con l'aiuto di tutte le collaborazioni che ci sono state, no? Che sono in atto anche adesso. E, diciamo, la biblioteca voleva parlare di un argomento che strano, diverso, insomma, che apparentemente non c'entra con i libri, ma in realtà poi abbiamo scoperto che molte connessioni con i libri e le storie, il vento ce li ha, le abbiamo provate a raccontare e rendere visibili. E quindi insomma un momento, quello del lockdown, quello della pandemia che effettivamente riguarda l'aria che respiriamo, ha ispirato questa particolare mostra che adesso vi portiamo a visitare. Eccoci, siamo entrati all'interno della mostra. Siamo con Rino Lombardi che ci spiegherà come esperto eolico, pensate, quali sono i contenuti di questo curioso allestimento, e se mi permettete intanto io mi tolgo il cappello. Eccoci Rino, buongiorno. Buongiorno e buon vento. Diciamo che questa mostra è una mostra dedicata al vento, che è un tema affascinante e incredibile, è invisibile il vento, ma possiamo vedere tantissime connessioni, e fa parte di una delle attività. Insomma, siamo trovati a essere ospiti di questa bellissima realtà di Villa Dora,
Villadora poi fa magicamente rima con Bora, quindi insomma siamo veramente a nostro agio. Abbiamo trovato l'atmosfera giusta sia negli spazi che nelle menti, e anche qui menti e eventi fanno la rima. Il nostro è un progetto di museo in progress, ci stiamo lavorando da più di 20 anni e abbiamo trovato casa in questo posto meraviglioso. Il vento può stare dappertutto, si trova a suo agio in certi luoghi meglio che altri, per esempio in luoghi che troveremo anche in questa piccola mostra, che alla fine è un po' un viaggio. In questi tempi un po' strani, un po' disastrosi, no, di questi ultimi anni, ci invita a immaginare, perché il vento alla fine è ovunque ed è un modo un po' di giocare, soprattutto con la fantasia. Ecco, c'è da dire questo, che i libri e il vento sono grandi amici e gli scrittori, anche loro, hanno scritto sempre del vento e il vento li ha ispirati. Il vento spira e ispira. In questa mostra ragioniamo sull'utilità del vento, che può essere una forza buona o una forza cattiva, ma noi cerchiamo di essere, come dire, sempre ottimisti, e appunto giochiamo con, per esempio, questi cappelli volanti che hai appena mostrato, oppure cerchiamo di capire un po' il vento in base alle direzioni, da dove soffia, quindi scopriamo le rose dei venti qui con un originale ombrello, un ombrello rotto dal vento che però è diventato una rosa dei venti e ci abbiamo scritto sopra i nomi dei venti, oppure giochiamo con la scala di Beaufort, che è la scala di classificazione dei venti in base alla loro intensità. E visto che poi ogni mostra che organizziamo, e qui appunto siamo ospiti, cerchiamo di sfruttare un po' quelle che sono le caratteristiche del luogo, abbiamo trovato il modo di giocare con la scala di Beaufort anche salendo al piano di sopra, perché questa mostra è distribuita su 2 piani. Al piano terra raccontiamo un po' la magia e il mondo del vento, appunto in base alle direzioni e all'intensità. Approfondiamo poi dedicando uno spazio alla Bora di Trieste, che però è un vento un po' di tutta la regione, è uno dei grandi venti del mondo ed è un vento che anche lui porta molte storie e dà grandi ispirazioni. Ecco, è bello vedere come il vento poi in questa occasione, grazie alle attività parallele, i laboratori per esempio dell'Associazione 0432 e anche grazie all'allestimento straordinario di Emanuele Bertossi, invita poi a prendere altre idee, altri stimoli. Troverete poi all'esterno di questa mostra una bella installazione eolica con i suoni del vento di Omero Vanin, oppure trovate addirittura un tetto che è volato magicamente sul prato di Villadora. Quindi sono tutte delle piccole provocazioni, ma che ci invitano a prendere questi tempi anche con leggerezza. Siamo saliti al primo piano di questa esposizione con Emanuele Bertossi, colui che ha allestito la mostra. Vediamo come ha fatto e che pezzi è riuscito a ricavare. Oddio, come ho fatto? Potrei risponderti in 2 modi diversi. Il modo che risponderei ad un adulto è questo. Direi che per allestire questa mostra ho dovuto per forza conoscere i contenuti di questa mostra, quindi la prima cosa che ho fatto è stata andare a Trieste e visitare il piccolissimo ma graziosissimo Museo della Bora, conoscere Rino, che è il suo Deus ex machina, e quindi appropriarmi di dei contenuti del vento. Se tu invece mi chiedessi come raccontare l'allestimento ai bambini, direi tutt'altro. Direi che cosa? Direi che è stata quasi una magia, perché un giorno ero lì sul prato, fuori davanti a Villadora, e stavo cercando nella mia cassetta degli attrezzi un cacciavite. È arrivata una folata di vento che non so da dove, ed improvvisamente, girandomi, ho visto che dal prato si è materializzato un tetto con tanto di tegole, di camino, un tetto bello e pronto. Quindi di fatto è successa sia l'una sia l'altra cosa. Il vento è poi anche quello che ci porta alle note della musica. Oh, benissimo, quindi
Io, che dire, vi lascio a Paola Selva. Certo, i venti raccontano che ci puoi giocare come questa piccola barchetta che è un guscio di noce e poco più. Basta un soffio e lei parte e si mette in viaggio. Vai barchetta, vai! E dov'è che stai andando? Ah, ho capito, tu sei una delle caravelle che sta attraversando l'Oceano Atlantico per andare a scoprire le Americhe. Beh, allora, buon viaggio, buon vento! E poi con i venti ci puoi giocare a far volare aquiloni tondi come questo. Speciale, guarda che forma! Un aquilone progettato addirittura da un ingegnere, o aquiloni quadrati, così quadrati che ci puoi guardare attraverso. Aquiloni come leggiadre farfalle o aquiloni variopinti come arcobaleni. E chissà se questo aquilone è più una libellula o un'aquila. Martina, a te la linea! Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a questa visita virtuale di Villa Daria, Museo Temporaneo dei Venti. Io sono Martina, vi accompagnerò a scoprire tante cose, tante storie, tanti oggetti che ci parlano di vento. Perché il vento non si può vedere, non si può toccare, ma si può raccontare. Non sono da sola, insieme a me c'è un altro pezzo di 0432, il nome della nostra associazione, l'inviato speciale Simone. Simone, ci sei? Sei pronto? Eccomi Martina, mi trovo qui all'esterno del parco di Villa Daria. E allora, con il vento delle ultime settimane qui fuori nel parco della villa sono accadute delle cose strane. È comparsa questa opera, questa scultura che in realtà è una scultura musicale. Lei è un'arpa eolica, si chiama Wind Wi-Fi e grazie al vento che passa attraverso le corde e lei ci può far sentire direttamente la voce di Eolo, Sua Maestà il vento che esce attraverso queste casse acustiche. Ma adesso io vorrei accompagnarvi a scoprire questo fenomeno bizzarro che è accaduto i giorni scorsi. È turbinata con l'aria, era quasi una burrasca forte quella che ha fatto volare una casa che ad un certo punto si è sfracellata qua al suolo, proprio nel parco di Villa Daria, e rimane solo il tetto, tutto il resto della casa è qui sotto. Ed esaminando questo vecchio tetto di tegole possiamo vedere uno strano camino con una pentola, una pignatta rovesciata sopra, un'antenna della TV un po' vecchiotta con tanto di banderuola e gallo segnavento. Poi volevo dirvi che approfittando dell'aria di questi giorni, noi a Villa Dora, a Villa Daria, abbiamo messo a stendere le nostre lenzuola. Eccole lì che sventolano. E non sono lenzuola qualsiasi, sono lenzuola poetiche che raccontano storie
immagini e ci fanno anche sognare con alcune poesie dei più interessanti e più importanti autori italiani. Bene, Martina, per ora da qui fuori all'esterno è tutto, io ti ripasso la linea, a voi in studio. E siamo qui in un angolo di Villa Daria, Museo Temporaneo dei Venti, che ci racconta di come i venti viaggiano e raccontano storie, storie di saline, storie di mulini a vento, storie di sciarpe, storie di kit raccogli vento e anche storie che stanno proprio dentro i libri. Questo è Il viaggio del vento di Susumu Shingu, edito da Lippocampo Ragazzi. Ed è proprio il vento che ci parla in prima persona. Io mi sveglio al mattino, dice il vento, e in un caldo mattino vado a trovare chi c'è in mezzo al prato. Un coniglio, un fiore, un uccello, anche delle uova. E poi il mio viaggio continua, vado a svegliare un bell'albero e faccio frusciare le sue foglie, le faccio suonare, passandoci in mezzo. E poi continuo andando in mezzo ad un prato dove incontro una mucca e lì in mezzo al prato c'è anche quasi un castello con un gabbiano in cima. Buongiorno, mi dice anche la mucca. E poi, eccolo là, in mezzo al deserto, volo, creando infinite forme, disegnando sulla sabbia del deserto, mentre incrocio cammelli e viaggiatori. E poi vado, dice il vento, nel mio posto preferito, in mezzo al mare, a gonfiare le vele delle barche, a farle viaggiare, a farle navigare. E poi gioco, sempre in mezzo al mare. Sì, gioco con i miei amici delfini. Eccoli qua. Loro giocano con me, entrando e uscendo dall'acqua, io gioco con loro. E poi su, di nuovo in alto nel cielo, incontro gli uccelli migratori, forse delle anatre selvatiche, e viaggio insieme a loro. E poi di nuovo giù, vado giù, però questa volta dove fa freddo, al nord, per creare un po' di calore grazie ad un fuocherello che alimento dentro a questa capanna, in mezzo alle renne, al vento, come me, e alla neve. E infine, sempre lassù, nel nord, gioco a disegnare il cielo di notte, che crea delle luci fantastiche che io, vento, faccio muovere, luci gialle, luci blu, luci rosse, è l'aurora boreale. E così finisce il viaggio del vento. Chissà, poi magari il vento va anche a dormire ogni tanto. Ciao a tutti, questa è la mia opera, è l'impianto aerofonico, praticamente un impianto ad alta fedeltà per sentire la musica del vento. Riproduce un paio di cuffie e questo impianto suona solo con la natura, quindi all'esterno. Serve il vento e serve anche molto silenzio. Venite a Villa Daria, grazie al Museo della Bora e vi aspetto tutti qui. Ciao! Salve, io sono Martina Monetti. E io Simone Baracetti. Insieme siamo l'Associazione Culturale 0432 che, nata nel 2000, si occupa da 20 anni di attività educative e culturali rivolte all'infanzia e anche attività formative per gli adulti. In questo grande progetto che è Villa Daria, Museo Temporaneo dei Venti, realizziamo delle visite virtuali online il sabato mattina rivolte a famiglie con bambini e bambine dai 6 anni in su, e poi durante la settimana abbiamo incontrato in presenza bambini e bambine delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie di San Giorgio di Nogaro. Ed è stata veramente un'esperienza molto intensa poter vivere insieme, anche se a distanza e con tutte le precauzioni, uno spazio reale, uno spazio pieno di storie, pieno di oggetti.
tra le cose che ai bambini e alle bambine sicuramente piacciono di più di questa esposizione c'è il cannone ad aria, molto semplice ma molto efficace, una macchina a propulsione ventosa, molto facile anche da riprodurre a casa, che può funzionare anche con il fiato, e poi sicuramente la raccolta di venti che provengono da diverse parti del mondo, racchiusi in bottiglie, in scatole delle caramelle, che raccontano di altri posti, di altri immaginari e che ci fanno viaggiare un po' appunto con la mente e la fantasia. Ci sono anche delle esperienze che possono essere vissute insieme, come ad esempio prendere una samara, uno di questi semi alati da questo grappolo, e provare a farlo cadere per vederlo girare come l'elica di un elicottero. Oppure un'altra esperienza molto intensa, aprire questo vasetto che contiene il profumo della bora e annusare sentendo un aroma che sa di sale e di rosmarino. E dunque in questo museo temporaneo, in cui sono raccolti molti oggetti ma anche molte storie, ciò che si rimette in circolo non è solo la conoscenza che può essere appunto di tipo scientifico, culturale o storico, ma anche il sapere stesso e le conoscenze stesse di bambini e bambine, cioè loro possono attingere a quello che hanno visto, una pala eolica durante un viaggio, oppure il papà che lavora a Trieste, quindi racconta della bora, e raccontarlo agli altri e metterlo all'interno di una conoscenza più ampia che fa parte di tutti, di un patrimonio di tutti. Uno degli aspetti più interessanti di Villa d'Aria e del tema dei venti è senza dubbio l'interdisciplinarietà, cioè il fatto che qui si potrebbe passare delle giornate intere ad esaminare tutto ciò che viene proposto senza aver esaurito temi ed argomenti. Si può ad esempio parlare di geografia parlando della Rosa dei Venti e capendo come la Rosa dei Venti ci racconta del Mediterraneo e dei paesi che si affacciano su questo mare, ma la Rosa dei Venti ci fa parlare anche di storia, così come la storia dei mulini a vento parte molto da lontano, oppure se parliamo di un anemometro possiamo collegarci alla matematica per capire come si può trasformare un movimento in una velocità misurata in chilometri all'ora, o anche possiamo parlare di geografia, o anche possiamo parlare della lingua italiana, per esempio se cerchiamo proprio qual è l'etimo della parola anemometro, e via dicendo. Insomma, l'aspetto interessante è che Villa d'Aria potrebbe essere davvero utilizzato come un laboratorio all'aperto e un laboratorio fuori dalla scuola, se sei una classe scolastica, un luogo dove poter venire a vivere esperienze nell'ottica anche di una scuola diffusa. Questo vale ovviamente anche per le famiglie. Altro aspetto affascinante è vedere, riscontrare come Rino ed Emanuele, che sono coloro che hanno curato e allestito questa mostra, si siano divertiti. Forse divertimento è una chiave di Villa d'Aria, lo si può cogliere all'esterno, nei locali all'interno. Si sono divertiti a creare un ambiente nel quale piccoli e grandi insieme possano vivere questa esperienza coinvolgendosi. Piccoli e grandi assieme è un altro aspetto interessante di Villa d'Aria, perché non è scontato che un museo sia fruibile dai bambini, o non è scontato che un museo pensato per l'infanzia sia interessante e accattivante anche per gli adulti. Villa d'Aria sicuramente ha la capacità di fare tutto ciò. E dunque, noi vi invitiamo a visitare Villa d'Aria, Museo Temporaneo dei Venti, qui a San Giorgio di Nogaro, oppure ancora attraverso le prossime visite virtuali che saranno fatte il sabato mattina e la domenica pomeriggio. Tutte le informazioni si trovano sulla pagina Facebook della Biblioteca Villa d'Ora, biblioteca del Comune di San Giorgio di Nogaro, ma anche sulle pagine Facebook della nostra associazione 0432 e sulla pagina Facebook del Museo della Bora di Trieste.
e quindi vi auguriamo buon vento e buoni viaggi. E vi salutiamo. Ciao! E andiamo adesso a scoprire sugli scaffali tutti gli oggetti che sono legati in qualche modo all'aria e al vento. Sì, diciamo che questo spazio che si chiama Bazar, Emanuele Bertosso l'ha chiamato così, è uno spazio che era molto in ordine, solo che il vento l'ha scombussolato. E qui possiamo trovare un po' come il vento in qualche modo è dappertutto, si insinua veramente dappertutto. In queste mensole tutte disordinate, per esempio, troviamo curiosità di vento. Noi al Museo della Bora raccogliamo venti da tutto il mondo e anche venti vicini. Un vento friulano, per esempio, è l'Aiarin di Crosis, raccolto ormai una ventina d'anni fa dal poeta Ivano Miconi. Ma qui abbiamo veramente tanti oggetti e potremmo dedicare veramente una serie televisiva, una serie tipo soap opera, tutta dedicata al vento, mostrando i singoli oggetti. Vediamo che il vento è dappertutto, anche per esempio in un tappo di plastica troviamo per esempio una rosa dei venti. Sono tanti piccoli link che possiamo trovare, ma qui abbiamo i mulini fanno parte del mondo del vento. E poi ci sono anche gli oggetti che suonano con il vento, come il messaggero dei venti o gli spaventapasseri eolici. E poi vediamo che il vento entra nell'immaginario di tutti. Per esempio ci sono delle candele che vengono chiamate brezze di mare. Il vento in qualche modo ci manda in posti lontani, ci fa immaginare luoghi lontani. E scopriamo anche per esempio che il vento dà il nome a tanti prodotti. Anche un famoso insetticida per esempio prende il nome da un vento. E poi ci sono altri oggetti che diciamo ma con il vento cambiano significato e diventano appunto qualcosa di importante per il museo. Per esempio gli scooter ribaltati dal vento, che a Trieste fanno quelli che possiamo chiamare domino di vespe, perché ne cade uno e ne cade anche un altro. Adesso prendo il respiro perché per lavorare in un museo del vento bisogna avere i polmoni belli pieni e quindi ogni tanto respiro. E poi Allora intanto intervengo io, dove spiego che c'è anche l'asciugacapelli che insomma tu non usi ma normalmente tutti quanti usano. Sì, ormai io lo usavo, non sempre, ma anni fa lo usavo e il phon prende il nome proprio da un vento, quindi un vento caldo. Ed è interessante appunto vedere questo, come il vento è qualcosa che diamo per scontato, in particolare a Trieste, ma non solo, e in realtà dà il nome a tante cose e fa parte della nostra vita, perché il vento fondamentalmente è vita e ci dà un po' di ottimismo e di leggerezza. Mi piace dire, e lo dico anche qui all'inizio della mostra, il vento è l'aria che gioca e in questa mostra c'è l'occasione di giocare un po' con la fantasia e con il vento. Quando si dice il rumore del vento? Esatto. Il vento. Qui possiamo esplorare anche i rumori del vento, perché abbiamo il vento finto, che possiamo fare con un tubo corrugato. Adesso mi sposto, scusatemi, sono maleducato. E adesso ribalto anche qualcosa, ma è naturale. Possiamo fare il suono del vento finto. Il vento non lo vediamo, però lo sentiamo. Possiamo fare il sibilo del vento. Possiamo sentire, adesso mi sposto ancora perché il vento non ci fa star fermi, quindi mi dispiace per il vostro cameraman. Abbiamo il tintinio del vento, adesso le rompo anche il microfono, e poi abbiamo il suono del vento che batte e che sbatte, e se andiamo verso di là, seguitemi, scusate, andiamo verso gli spaventapasseri eolici. Questo è il Klopotes dalla Slovenia, il vento che batte e che sbatte, e poi abbiamo uno spaventapasseri eolico che viene da Bali che si chiama Pindekan, che sembra un nome veneto, in realtà è appunto di Bali. Lo facciamo suonare? Vado, chiedo scusa. Scusate le spalle.
Siamo con Paola Selva. Alle mie spalle il tetto che il vento misteriosamente ha portato qui nel parco di Villadora. E Paola ha un particolare rapporto con il vento, perché? Sì, assolutamente. Poi non poteva esserci location più azzeccata, perché la mia storia musicale è proprio nata con il vento che ha scoperchiato la mia casa e mi ha portato la chitarra. È una storia di quando ero bambina e ha sicuramente rivoluzionato la mia vita all'epoca e tuttora, come vedete, rimango abbracciata alla chitarra. Cioè il vento al tempo scoperchiò effettivamente con una condizione meteo avversa alla casa e ci fu, diciamo, l'arrivo misterioso di questa chitarra? Sì, esattamente, perché non c'erano più i soldi per comprare un pianoforte e quindi è arrivata la chitarra. A casa mia è arrivato lo strumento più economico che all'inizio ha incontrato le mie resistenze, ma che poi si è rivelato lo strumento della mia vita. Prima un percorso classico, poi il cambio. Sì, più che un cambio, un allargamento di panorama, perché comunque conduco ancora la mia musica all'interno dell'ambito classico, ho solamente allargato un pochino il ventaglio, anche qui si parla di vento, lavorando anche con la chitarra acustica, alla quale ho dedicato un CD proprio che si chiama Legno e Vento per l'appunto, che parla del legno, quindi della chitarra, e del vento che mi ha portato appunto questo strumento. Cosa possiamo raccontare di questo CD così particolare? È un CD al quale sono molto legata perché guardando un pochino quello che c'è dentro ho scoperto a posteriori essere abbastanza autobiografico, quindi racconta a livello strumentale, quindi diciamo non ci sono parole che possono descrivere minuziosamente questa storia, ma la musica racconta proprio la storia di come sono arrivata grazie al vento a creare queste musiche. Ci sono musiche come quella che ho suonato poco fa che si chiamano Sbandaradan, che è proprio il rumore che fanno le cose che cadono col vento, Legno e Vento per l'appunto, Confine, terra di confine la nostra, ma il vento sappiamo che non conosce confini, e tanti altri titoli che vi invito a scoprire. E ha partecipato come musicista alla mostra dedicata al vento. Esatto, ringrazio Rino Lombardi che ho conosciuto anni fa alla mostra al Magazzino dei Venti di Trieste e che mi ha veramente con grande calore invitato a partecipare a questo bellissimo evento. E allora noi vi salutiamo da San Giorgio di Nogaro proprio con un brano di Paola. Oi, oi.